Il vastissimo altopiano roccioso che si estende alle spalle del Golfo di Trieste si sviluppa anche sul territorio di Gorizia e in quello dei vicini paesi di Slovenia e Croazia. Questo immenso mondo calcareo si identifica con l'appellativo di Carso, la cui radice linguistica car affonda nell'antico idioma indoeuropeo con il significato di roccia. Nella stagione autunnale il Carso evidenzia le sue infinite nuance di colore che si espandono in un complesso sistema di foreste e praterie in cui la pietra modella il paesaggio e governa le scenografie di un ambiente unico e meraviglioso. Il Carso triestino mostra atmosfere di grande luminosità, in cui una corona di vertiginose falesie annunciano una città affascinante, in cui la seduzione del retaggio imperiale asburgico si mescola ai profumi mediterranei del mare. Trieste gode di una posizione geografica assolutamente privilegiata. In uno spazio ristretto custodisce infatti un'infinita profusione di affascinanti territori che si fondono con paesaggi urbani di grande eleganza, espressione della cultura mitteleuropea trasferita sul mare dagli imperatori d'Austria. È una città in cui si avverte un'atmosfera cosmopolita, intrisa di lingue e religioni diverse, che qui trovano un simbolico punto di incontro e l'inizio di un viaggio nel tempo. I suoi volumi scintillanti sembrano propagarsi nel riverbero di ogni piccola veduta cittadina. I grandi e scenografici palazzi, le strade caotiche, i caffè lussuosi, le piazze signorili, le chiese monumentali, la gente simpatica e sportiva e i traffici del porto alimentano il respiro profondo di questa caleidoscopica comunità. Trieste appare come un prezioso gioiello incastonato nella conchiglia cangiante del Carso. È il cuore pulsante di un territorio irresistibile, dal temperamento spesso imprevedibile, ma sempre gioioso e particolarmente ricco di stimoli. Le preziose luci di Piazza Unità d'Italia sembrano accendere con 1000 fiammelle anche la notte più buia. Alle porte di Trieste, tra Aduino e Sestiana, il Carso è raccontato dai fantasiosi accostamenti cromatici e dalle bizzarre sculture di roccia che precipitano in mare dall'alto della possente scogliera sulla quale si snoda il celeberrimo sentiero Rilke. 2 chilometri di colori, di profumi e di suggestive aperture sull'orizzonte dell'Adriatico sono la cornice del castello dei principi Turnum Taxis, nel quale, per un breve periodo, ha soggiornato lo scrittore Rainer Maria Rilke, che alla luce di questo groviglio roccioso ha trovato ispirazione per uno dei suoi capolavori più noti. I boschetti ombrosi che cingono la sommità delle falesie sono spesso trafitti dal dispettoso soffio della bora e sono soprattutto le foglie tremolanti del sommaco nelle iridescenze autunnali a generare uno straordinario impasto di colori. Il mare è uno degli elementi essenziali di questo singolare microcosmo triestino. Tra i numerosi scorci panoramici che incorniciano il golfo e le tranquille baie intagliate sulla costa, quello di Sistiana è il luogo che risveglia l'atavico desiderio di navigare. È un mondo in cui gli alberi delle barche a vela si confondono con quelli della boscaglia carsica, che fanno da sfondo a questo piccolo teatro scolpito tra le falesie.
Lungo il litorale, negli spazi risparmiati dal cemento, si consolida il contatto privilegiato con gli umori dell'acqua e con i profumi della selva mediterranea. Sulle rive il silenzio nelle piccole oasi appartate è spesso interrotto da una lenta processione di imbarcazioni che seguono sotto costa le briccole dei canali. Le agili silhouette delle barche da diporto sono talvolta sopraffatte da quelle più lente e meno eleganti dei pescherecci che si dirigono al mercato. L'eredità del passato asburgico che caratterizza molti dei palazzi triestini è interpretato in modo particolarmente suggestivo nell'ottocentesco e monumentale castello di Miramare, immerso in un meraviglioso parco ricco delle più svariate essenze vegetali a pochi chilometri dal centro di Trieste. Sicuramente uno dei momenti più belli in Carso è l'autunno, la vegetazione si colora di giallo, rosso, arancione grazie proprio alla vegetazione tipica, in particolare il sommaco. E sono proprio i colori, la straordinaria ricchezza dei palcoscenici del Carso, che si espandono durante i primi freddi in ogni luogo solitario, per generare sorpresa e meraviglia. Padrone della scena di questo periodo è il sommaco. Durante la bella stagione è soltanto un banale e anonimo cespuglio tondeggiante, ma ai primi freddi si veste con una livrea di incomparabile bellezza. È conosciuto anche con il nome più suggestivo di albero della nebbia, per le sue impalpabili ed evanescenti fiorescenze piumate. Interpreta la natura in chiave poetica con un'esplosione di colori sgargianti che contrastano con la sua ruvida corteccia corvina. È un incanto di tinte che sembra vibrare sotto al tenero pennello di un impressionista frettoloso. Il Carso, come per magia, si arricchisce di gialli dorati, di rosso porpora, di arancio, di nero, in un'esultanza di sfumature delicate e rilassanti che si stendono su ogni foglia del sommaco. Sull'altipiano gli aceri, le roverelle, i cerri, gli olmi e qualche platano sono tra i principali attori del territorio e della boscaglia. Nelle giornate umide e uggiose dell'autunno, le loro foglie sfoggiano tra i colori pastello un affascinante velo di lucentezza per lasciarsi andare nel respiro della bora. Il Carso potremmo definirlo una terra senza acqua e una terra senza terra. Il Carso è roccia, pietra. Molte volte quando si pensa al Carso si pensa al mondo sotterraneo, quindi alle grotte, però è anche un modo di vivere, agricoltura, architettura popolare, quindi il Carso in realtà poi ha condizionato anche il modo di vivere delle popolazioni locali. La vita dell'uomo sul Carso è stata condizionata da questo ambiente fin dalla preistoria, fin dall'antichità. Infatti anche l'uomo preistorico che frequentava le grotte del Carso, all'interno di esse trovava principalmente l'acqua, la fonte primaria di sostentamento, e poi lo utilizzava anche per ricovero di animali oppure per riparo di se stesso. A condizionare la vita dell'uomo in questo ambiente principalmente è stata sempre la mancanza di acqua e la mancanza di terra. Alla fine le coltivazioni sono difficili da praticare in un'area rocciosa, molte volte gli appezzamenti bisognava crearseli togliendo la terra dalle doline. Sicuramente l'attività più condizionata da questo ambiente particolare molto roccioso è l'agricoltura. Durante il pascolo i pastori fin dall'antichità
toglievano le pietre, spietravano il Carso e inconsapevolmente andarono a creare quello che poi diventò la landa carsica, un ambiente molto particolare, ricchissimo di biodiversità, proprio per la transumanza delle pecore che, trasportando i semi all'interno del pelo, lo seminavano. Tra la fitta vegetazione rugginosa si aprono di tanto in tanto spaziosi intermezzi prativi, le cosiddette lande carsiche, che da secoli sono stati sottratti alla roccia dalla ferrea volontà dei contadini per praticare il pascolo. La gente del Carso ha un carattere forte, duro, plasmato ovviamente da questo territorio, dalla Bora. In questo territorio convivono diverse specie di alberi e arbusti mediterranei. Insieme esprimono il carattere di questa unica e straordinaria comunità, che si compone anche di lecci, querce, castagni, carpini e ornielli. Sfoggiano frequentemente le loro chiome sopra un'infinità di muri di pietra che delimitano i confini. Un'altra caratteristica paesaggistica del Carso sicuramente sono i muretti a secco. Recentemente sono diventati patrimonio dell'UNESCO. Il sostantivo carsismo identifica i fenomeni chimici che sono responsabili, assieme all'acqua, del modellamento del paesaggio. Prima erodono e dissolvono le rocce carbonatiche e poi le ricostruiscono in forme insolite e bizzarre. Grotte, doline, pozzi, solchi rocciosi, lame calcaree, fratture ricche di colori, inghiottitoi, laghi e fiumi sotterranei sono gli elementi di un paesaggio complesso e affascinante. Sicuramente il Carso è sinonimo di pietra e nei millenni l'uomo ha imparato a utilizzare questa pietra per costruire anche le case. Questo lo si vede anche nell'architettura popolare tipica del Carso. In seguito l'uomo, diciamo così, iniziò anche ad abbellire le proprie case con fregi, portali, molte volte con simboli di significato religioso. E molte volte gli scalpellini facevano anche a gara chi riuscisse a fare, diciamo così, l'opera più bella. L'architettura degli edifici è spesso il frutto della razionale utilizzazione dei materiali reperibili sul territorio. Tra i vicoli dei paesi carsici, la pietra è il principale interprete del patrimonio culturale delle genti di questi luoghi. Sono soprattutto le case a mostrare l'originale impiego di questo materiale povero. Nei fabbricati rurali più antichi sono ancora visibili i tetti in lastre di calcare o i muri edificati con le pietre lavorate a mano e accostate con certosina pazienza e precisione. I paesi di oggi mostrano in genere architetture anonime, ma sono comunque il frutto di una storia complessa e avvincente fatta di invasioni, guerre e migrazioni, che legano una buona parte delle tradizioni, del dialetto, degli usi e dei costumi locali a un antico mondo slavo. Le distese boscose dell'altipiano ospitano vaste compagini di pino nero, che è stato introdotto artificialmente a metà dell'Ottocento per la sua eccezionale resistenza alla siccità e ai suoli calcarei. I cupi volumi delle pinete sono tuttavia inframmezzati anche nelle aree più alte dalle fiammeggianti tonalità delle foglie di numerose specie vegetali, sulle quali spicca l'immancabile sommaco. Sicuramente, oltre alla pietra, una caratteristica, diciamo, fondamentale del Carso è la terra rossa, presente anche nelle grotte. La stessa terra che troviamo all'esterno, dove viene coltivata negli appezzamenti la vite. Le varietà autoctone principalmente coltivate in zona sono la Vitosca, il Malvasia e il Terrano.
e le loro caratteristiche organolettiche derivano proprio da questo ambiente particolare molto, molto duro e molto aspro. Alle spalle di Trieste è piuttosto diffusa la vendita diretta dei prodotti della terra nelle tradizionali case dei contadini. Il vino prodotto sul Carso, oltre a essere venduto, diciamo così, imbottigliato nei ristoranti e così via, molte volte viene venduto anche nelle caratteristiche Osmiz. Lo Osmiz non è altro che una rivendita di vino, un piccolo agriturismo di forma temporanea, allestito nella casa dell'agricoltore, del contadino, che vende i suoi prodotti, quello che ha prodotto durante la stagione. Una delle scenografie più spettacolari del Carso triestino è quella che si apre lungo la Val Rosandra, un minuscolo solco geologico a 2 passi dalla città, accompagnato per brevi tratti da un antico acquedotto romano. È stata abitata fin dalla preistoria, anche se mancano testimonianze certe sulla stabile presenza dell'uomo nei suoi anfratti. L'omonimo torrente entra nella valle in modo teatrale da una cascata alta 40 metri, posta al confine con la Slovenia. È uno dei pochissimi torrenti della zona ed è anche l'unico, dopo un percorso di circa 15 km, a raggiungere direttamente il mare. Nel suo breve percorso il torrente Rosandra si inabissa in un affascinante canyon, regalando scorci di grande interesse paesaggistico, soprattutto nelle stagioni in secca, in cui è possibile risalirlo a piedi con molta attenzione a causa dei numerosi passaggi su roccia esposta. Il suo alveo è segnato da pozze, cascatelle, strette fessure scavate nella roccia e da imponenti pareti verticali. La Val Rosandra rappresenta il confine tra il clima continentale e quello mediterraneo. La bora, la giacitura e le diversità termiche che si rilevano in poche centinaia di metri consentono la sopravvivenza di un'infinità di specie vegetali tipiche di ambienti molto diversi tra di loro. Nonostante la numerosa rete sentieristica e la costante frequentazione di escursionisti e rocciatori, la valle mostra anche oasi in completo isolamento, in cui la natura appare incontaminata e particolarmente ricca di biodiversità. Tra le numerose attività del passato, la valle ha ospitato numerosi mulini e antiche saline che erano poste alla foce del torrente. La Via del Sale era infatti il corridoio commerciale che passava proprio attraverso la valle. In quest'area naturalistica, l'isolata chiesa di Santa Maria in Siaris era meta di penitenti bestemmiatori fin dal 1300, che dalla città, per espiare i peccati, dovevano recarsi in pellegrinaggio a piedi scalzi dopo un percorso di oltre 10 chilometri. La fede per le comunità carsoline è stata da sempre un'imprescindibile fonte di vita. Una delle testimonianze religiose più convincenti è la Rocca di Monrupino. Questa piccola fortezza incastonata su un aspro e panoramico rilievo pietroso domina gran parte dell'altopiano e conserva, oltre alla cinquecentesca chiesa della Beata Vergine Maria Assunta, la casa parrocchiale e la casa della comunanza, che sono gli elementi essenziali di questa splendida e tipica cittadella carsica. La storia del Carso annota purtroppo anche pagine tragiche di morte. Le foibe sono forse una delle testimonianze più cruente. Queste voragini, infatti, hanno inghiottito migliaia di persone barbaramente trucidate nella Seconda Guerra Mondiale. Questo è solo uno dei drammi consumati sul Carso. Lo smisurato e impressionante sacrario di Re di Puglia, uno dei più grandi al mondo, tra Gorizia e Trieste, ricorda infatti un'altra storia, quella della Prima Guerra Mondiale e dei suoi caduti. 100.000 di essi
sacrificati nelle battaglie sui territori di confine, riposano nel silenzio di questa maestosa scalinata. In questo habitat caratterizzato dalla quasi totale mancanza di corsi d'acqua, sono numerose le specie vegetali che qui trovano la vita nonostante la siccità e le dure regole della sopravvivenza, in un ambiente aspro e certamente non generoso. Questo ambiente roccioso nelle sue forme non è presente solo in queste zone, nella provincia di Trieste, di Gorizia e nella vicina Slovenia. Il carsismo è presente in tutto il mondo. Noi abbiamo avuto la fortuna in queste zone di avviare gli studi, i primi studi sulla dissoluzione dei calcari avvengono proprio in queste zone nella prima metà dell'Ottocento. Il carsismo, o meglio lo studio sulla dissoluzione dei calcari, nasce nella prima metà dell'Ottocento per una ricerca dell'acqua, la ricerca del fiume sotterraneo, per poter rifornire poi la città di Trieste e la linea ferroviaria che collegherà il porto di Trieste e la città di Trieste con la capitale Vienna. Si entra nelle grotte alla ricerca del fiume sotterraneo. Il Timavo è un fiume che c'è ma non si vede, è il nostro fiume, unico fiume sotterraneo. Sì, in Abissa lo vediamo per l'ultima volta nelle grotte di San Canziano, Škocjanske jame in Slovenia, vicino a Lipica, e poi in Abissa percorre tutto il Carso sottoterra e riemerge qua vicino, dove ci sono le risorgive a San Giovanni di Duino. Le foci del Timavo sono solo l'ultimo tassello di un complesso sistema di grotte che caratterizza il volto segreto del Carso. Le grotte, solamente nel Carso, nella parte italiana, sono più di 4.000, non tutte ovviamente sono visitabili turisticamente. Ci sono delle grotte turistiche molto famose come la Grotta Gigante, la Grotta di San Canziano, Škocjanske jame, però che si trova nella parte slovena del Carso. In provincia di Trieste grotte visitabili principalmente sono due, la Grotta delle Torri di Slivia e la Grotta Gigante. Le grotte sono tutte diverse, meritano di essere visitate tutte, ognuna ha sicuramente delle caratteristiche e delle bellezze da raccontare. La Grotta di Slivia è particolare per le sue concrezioni, per la bellezza delle sue concrezioni e soprattutto per queste stalagmiti, le torri che danno il nome alla grotta. Le rocce del Carso hanno circa un'età media di 80 milioni di anni, sono rocce sedimentarie e si sono formate sul fondo di un antico mare. Più o meno poi da 30 a 20 milioni di anni fa tutti questi strati rocciosi, a causa degli spostamenti della crosta terrestre, emergono dall'acqua e quindi questa grossa massa rocciosa poi verrà aggredita dagli agenti atmosferici, dall'acqua della pioggia, dal vento, dall'umidità, dalle acque di scorrimento superficiale. Che cosa succede? Succede che quando piove l'acqua diventa leggermente acida, si infiltra nelle fessure, nelle spaccature e quindi scioglie la nostra roccia, il nostro calcare. La Grotta delle Torri di Slivia è più piccola della Grotta Gigante, ma presenta un fascino particolare per la presenza delle caratteristiche stalagmiti colonnari. La grotta è conosciuta da sempre, fin dalla notte dei tempi, grazie all'ingresso naturale, una voragine, una quindicina di metri di diametro e 35 metri di profondità. Sappiamo che il rilievo, quindi la misurazione della grotta, è avvenuta il 6 gennaio del 1885. La grotta ha una profondità totale di 101 metri, si sviluppa in più sale adornate di moltissime concrezioni. Sono le stalagmiti che danno il nome alla grotta. In sloveno invece la grotta si chiama Pejsa Ulastu, che è il nome dei terreni, degli appezzamenti che si trovano qua sopra. Questa stalagmite viene chiamata Torre 11 perché sembrano due lancette ferme sulle ore 11. Quello che si nota molto rosso all'interno della grotta, se guardiamo il soffitto, il pavimento, e questo è dovuto a imbrattamenti da terre rosse che provengono dall'esterno, da acidi umici, fulvici che provengono sempre dall'esterno, e le terre rosse sono proprio poi alla fine quelle terre che danno le caratteristiche sapore, caratteristiche organolettiche ai nostri vini.
Questa grotta è una delle prime grotte a essere stata esplorata, infatti porta un numero di accatastamento molto basso, è molto famosa a livello speleologico, è stata utilizzata per moltissimi anni come scuola per i nuovi allievi, per i giovani speleologi. Tra le pietraie del Carso triestino, tra i profumi della terra e quelli dell'erba scomposta delle sue lande, i colori del Sommaco racchiudono l'essenza di questo territorio meraviglioso e ricco di stimoli profondi, che hanno ispirato pagine di autentica poesia.